Il CESMAR è un centro studi di geopolitica e strategia marittima che si è formato nei primi anni del 2020, nei primi mesi del 2020, partendo appunto da questo circolo Fratelli Bonaldi che ricordava un po' questi due grandi ufficiali di marina di Vittorio Veneto, e da qui come nucleo poi ci siamo allargati all'Italia e abbiamo unito intorno a noi tutti i massimi esperti nel settore marittimo e strategico. Adesso abbiamo deciso di iniziare anche un'attività sul territorio proprio per cercare di partire da qui per organizzare qualcosa di interessante nel futuro che possa parlare di geopolitica, che mettere insieme diplomatici, politici e militari nella città della Vittoria, che riteniamo essere la città migliore per tutto questo, perché il brand il suo brand è quello che la lega fortemente alla storia e quindi alla geopolitica. E quindi noi abbiamo deciso di iniziare questa attività proprio per portare sul territorio qualcosa di positivo e di originale. Mi sembra che la serata sia stata molto, molto buona, abbiamo avuto un grande successo di pubblico, le domande sono state molto, molto interessanti e devo dire che tutte le persone che erano qui questa sera vanno a casa molto soddisfatte e felici di quello che hanno sentito. Quindi direi che è stato un successo che sono sicuro ripeteremo anche il giorno 6 dicembre parlando dell'Armenia e del Caucaso, che sarà secondo me un'altra giornata di estremo interesse, perché già oggi ho ricevuto tantissime richieste proprio per quel tipo di attività.